Secondo lei questo voto per l'autonomia porterà veramente a qualcosa per i veneti? Non è così scontato perché l'iter poi successivo sarà lungo, però speriamo che vada comunque a buon fine e possa comunque portare qualcosa di meglio. Certo non dipende solo da chi ci governa, dipende anche da noi. Di far capire che ci siamo. Ecco, poi che vada come vada, non so cosa cambierà, ma qualcosa comincerà a cambiare. È chiaro che non può cambiare in un giorno, ma si cominceranno a vedere i frutti. Spero che insomma ci sia l'opportunità per noi di avere qualcosa in più. Ma grossi cambiamenti non ne vedo, secondo me però ci facciamo sentire. A Roma siamo qua. Non sarà facile perché sappiamo benissimo com'è la storia, insomma, che è molto difficile, però insomma possiamo andare a trattare, questo è quello che noi ci aspettiamo. Ci sarà da lavorare comunque, perché non è che sia una cosa che dall'oggi al domani si può risolvere assolutamente, bisogna lavorare molto anche, quello sì. E ottenere qualche cosa in più, insomma, di quello che abbiamo. Che cosa si aspetta da questo voto? Qualcosina, non tanto, però qualcosina, speriamo che ci sia un cambiamento, che ci si muova qualcosa. Questione che riguarda tutta la cittadinanza, davvero al di là degli schieramenti, dei singoli schieramenti, per cui secondo me è giusto essere qui, bisogna essere qui. Quindi si vota di corsa e poi si va a dir messa? Per me questa mattina sì, tra una messa e l'altra ho messo dentro anche la votazione, certo. Ho ritenuto giusto votare nonostante i miei anni, perché ho tanti nipoti e ho pensato a loro.